Va ora in onda Lega e dintorni, vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio, con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori da Marco Grimoldi e Stefania Paccagnella. Ciao Stefania, ti vedo un po', come posso dire, furiosa, arrabbiata. No. Cos'è che succede? No, Cos'è un po' successo? dispiaciuta. Allora, Perché? sapete in tanti che ho perso 2 cagnolini in 48 ore, giusto un mese fa. Non lo dico soltanto come rappresentante per ANCI, per la consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Lo dico come appassionata, come innamorata, e perdonatemi se sbaglio a parlare o mi blocco, perché è un tema che mi colpisce molto. Però vi chiedo ai radioascoltatori cortesemente di stare attenti al caldo e prevenire gli effetti letali che i colpi di calore possono avere sugli animali. Quindi vi prego di tenerli più al possibile al riparo, in casa, all'ombra, ben idratati e niente, insomma. Perché Sono ancora abbastanza fanno commossa parte della perché famiglia, fanno parte di tutto sì, adesso, a sì, prescindere. sì. I miei cani, per carità, non son morti per i colpi di calore, ma per altri motivi. Però perdere un animale d'affezione, che poi alla fine fan parte della famiglia a tutti gli effetti, è una sensazione brutta, pesante, e che insomma, per chi ama gli animali, insomma, non dovrebbe mai provare. No, certamente. Dove andiamo di bello oggi? Dove andiamo? Dimmelo tu. Andiamo in Piemonte. Andiamo in Piemonte, andiamo a Ingria. Sì. No, prima di tutto do il numero di telefono Ma vedi, ultimamente sei un po' distratto, sono ti un po' distratto, confondi, sono rimasto sì. emozionato da questa tua Natalia. Ciao, Natalia, ciao, ci siamo dimenticati anche di Natalia. Niente, do i numeri di telefono per entrare in contatto con noi e sono i seguenti: 0292947222. Per quanto riguarda WhatsApp 340 670 9659. Andiamo in un piccolo comune ma con delle grandissime persone che ci vivono lì. Andiamo a Ingria. Ingria, poi dopo ci sono alcune parole in dialetto. Io cercherò di dirlo bene in piemontese, però io non sono piemontese. Poi gli ospiti che sono al telefono con noi mi correggeranno. Ingria è un comune italiano di 43 abitanti, della città metropolitana di Torino in Piemonte. A fine 2021 il paese è entrato a far parte dei borghi più belli d'Italia. Nei primi anni del Novecento la popolazione contava quasi 2000 abitanti e poi pian piano siamo arrivati a questo dato. Gli abitanti avevano un'antica e rinnovata tradizione di lavoro come, e qua un termine piemontese, dico magnin, non so se l'accento e via dicendo, artigiani del rame, come in tutta la Val Soana. Monumenti e luoghi di interesse sono la chiesa parrocchiale San Giacomo, la torre civica, numerose case in pietra e tetti di losa e il percorso fotografico, anche qua termine piemontese, le Mazzon i Contiont, tradotto le case raccontano sui muri del capoluogo. Ora ti lascio a te presentare gli ospiti che abbiamo al telefono. Allora, abbiamo l'onorevole Alessandro Gigliovigna e Andrea Cane, che è responsabile degli enti locali della regione Piemonte. Ciao Andrea.
Ciao a tutti, siamo proprio sul pezzo a livello di meteo perché proprio da qualche minuto è iniziato un forte temporale rinfrescante e quindi se sentite un po' di rumore di pioggia perché adesso siamo qua sulle nostre montagne sotto una bella pioggia battente. Ma mi auguro un temporale, tra virgolette, gestibile, non che Come in dia Friuli. effetti pesanti sui luoghi, insomma. Soltanto effetti rinfrescanti, mi auguro. Per ora sì, è il classico temporale estivo, quindi speriamo che non ci siano frane perché purtroppo, ahimè, è capitato in passato e per un comune piccolo come il nostro, quando ci sono certi danni, vanno ad impattare tantissimo a livello di economia di bilancio territoriale. Ci mancherebbe. Andrea, siamo riusciti ad avere al telefono Alessandro Giglio Vigna. Vorrei Buonasera. salutarlo. Buonasera a lei, onorevole Buonasera a tutti. Alessandro. Buonasera. Posso dargli del tuo o andiamo? Sì, certo. Va bene, Alessandro. Certo, io... Allora, l'onorevole Alessandro Giglio Vigna è presidente della Commissione Politiche Europee alla Camera dei Deputati. Aggiungo Esatto. questo, giusto? Lasciamo a lei la Perfetto. parola. Sì, iniziamo magari con te Alessandro, magari hai qualche impegno, di conseguenza cerchiamo di liberarti al più presto. Volevo chiederti se vuoi descriverci la tua attività all'interno appunto della Commissione Politiche Europee. Questa è una bella domanda. Come potremmo riassumere in due parole? Si combatte? Si combatte nel senso che la Commissione Politiche dell'Unione Europea è il luogo dove si incontra la normativa italiana con la normativa dell'Unione Europea. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che ovviamente noi siamo il luogo dove i continui tentativi di Bruxelles impedire allo Stato nazionale, cioè al nostro paese d'Italia, di legiferare in modo indipendente, i continui tentativi di interferire, di andare a legiferare anche dove non dovrebbe legiferare Bruxelles, ovvero la maggior parte di quello che è la normativa. Ecco, lì quello è il luogo in cui si cerca in ogni modo di resistere davanti a questa avanzata bulimica da parte delle istituzioni europee, in particolare della Commissione europea, che come sapete è guidata dalla democristiana PPE Ursula von der Leyen, ma è sostenuta dall'alleanza democristiano-socialista, quindi PPE, PSE. Loro vorrebbero legiferare su tutto e noi come Italia, come paese, cerchiamo di resistere, cerchiamo di imporre il nostro pensiero anche attraverso gli strumenti e le possibilità che dà la Commissione parlamentare, e quindi recepire la normativa nel modo migliore possibile rispetto a quello che è il paese, con le peculiarità del nostro paese, delle nostre regioni, entrare noi stessi nel dibattito unionale, quindi dire come la pensa l'Italia, ascoltare il sistema paese, che poi è il paese reale, cioè quel paese che produce, che si alza tutte le mattine ad alzare la saracinesca, e questa fase di ascolto del paese reale per poi andare a dire la nostra o a modificare la normativa dell'Unione Europea, dove si può modificare, perché sapete che i regolamenti non si possono modificare, ma bisogna recepirli tali quali. Ecco, questa fase di ascolto è un qualcosa di cui andiamo molto orgogliosi, perché purtroppo la deriva
centralista di Bruxelles implica anche il fatto che il nostro sistema paese non viene quasi mai ascoltato. Per sistema paese sapete che intendo chi rappresenta gli agricoltori, chi rappresenta gli imprenditori, chi rappresenta i lavoratori, e noi cerchiamo anche di sopperire a questa enorme mancanza da parte della Commissione europea, ovvero cerchiamo di aprirci il più possibile e di recepire, ecco, uso questo termine che è un termine classico, no, del linguaggio europeo, ma di recepire non quello che ci arriva da Bruxelles, ma quello che ci arriva dall'Italia, dai territori, quindi dal sistema paese, dalle categorie. E questa è un'operazione molto, a nostro parere, importante. Un'altra bella azione che facciamo, che mi piace raccontarvi, è quella che viene tecnicamente chiamata la diplomazia parlamentare. Cosa vuol dire la diplomazia parlamentare? Vuol dire incontrare parlamentari di altri paesi. Ma perché incontrare parlamentari di altri paesi? Perché finché le riunioni rimangono sul generico, siamo tutti amici, siamo l'area mediterranea o con la Spagna, c'è un rapporto privilegiato, Grecia, Italia, una faccia, una razza, insomma, finché si rimane sul generico, ovviamente si fa diciamo molta filosofia. Noi invece incontriamo parlamentari di altri paesi per cercare di capire quali sono i punti in comune e quali sono le battaglie in comune che possiamo fare verso Bruxelles. Per esempio, con gli spagnoli abbiamo in comune il tema delle case green, loro non vogliono la direttiva case green come non la vogliamo noi, e allora si cerca di fare squadra e si cerca di presentarci anche in quelle che sono le riunioni internazionali o le riunioni con le istituzioni europee compatte a blocchi di paese. E anche questo devo dire che lo stiamo facendo molto, molto bene. Magari con i bulgari abbiamo in comune il fatto che si produce un determinato prodotto e quindi si deve tutelare quella produzione, quindi i lavoratori d'Italia e di Bulgaria. Con la Francia abbiamo in comune il tema delle automobili e quindi andare verso la neutralità tecnologica e non il full electric a tutti i costi come ideologia, e si cerca quindi di fare sinergia e di strutturare quelli che possono essere dei discorsi articolati anche molto tecnici per fare barricate e stoppare il più possibile quella che è l'azione dell'Unione Europea, perché se gli lasciamo fare ci prendono tutto. Se gli lasciamo fare non ci lasciano più legiferare su niente. E questo è grave per lo Stato, ma è tanto grave anche per le regioni, perché noi sappiamo che le nostre regioni del nord stanno affrontando un difficilissimo processo politico e tecnico verso l'autonomia differenziata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che presto avremo delle materie in più a livello regionale su cui legiferare. DNA della Lega, battaglia storica, battaglia più importante, la battaglia che è nel cuore di ogni leghista. Bruxelles potrebbe mettere a serio rischio questo processo, perché la normativa dell'Unione Europea è superiore anche alla normativa regionale. Quindi se io come Piemonte domani mi prendo tutta la normativa inerente alla protezione civile e me la porto a Torino e decido di legiferare a Torino, se domani la Commissione Europea decide di avocare a sé, centralizzare nei palazzi di Bruxelles tutto quello che riguarda la protezione civile, ecco che 40 anni di battaglie della Lega finiscono gettate all'aria da un regolamento mal scritto o ben scritto, per chi ha un'ottica centralista, in un grigio palazzo da un tecnocrate, da un burocrate di Bruxelles. Quindi
ovviamente si fa barricata e si cerca di avanzare il più possibile in quella direzione. È un lavoro politico, ma anche un lavoro molto tecnico, affascinante ovviamente, poi si hanno molti rapporti con le regioni, le altre commissioni parlamentari, i colleghi del Senato, le commissioni dei parlamenti dell'Unione Europea, i paesi del vicinato, la conferenza delle regioni d'Europa in cui la Lega ha diversi rappresentanti. Questo diciamo è uno spaccato riassunto in 5 minuti senza entrare, come dire, troppo nel tecnico, ecco. Ti faccio una domanda, Alessandro. Assolutamente. Domanda banale. Ma perché su certi argomenti che sono di buon senso, vedi protezione civile, vedi macchine, vedi olio, agricoltura, l'Unione Europea pone dei veti? Domanda stupida, ma perché Noi questo? ci siamo fatti, no, invece è una domanda molto, invece è una domanda molto, molto seria, ed è una domanda che noi ci siamo fatti diverse volte, a cui non possiamo che dare delle risposte cercando di interpretare quello che è il pensiero di chi vorrebbe che tutto fosse deciso a Bruxelles, passando sopra quelli che sono appunto gli stati nazionali e anche le regioni. Allora, di sicuro questa non è l'idea d'Europa dei padri fondatori. I padri fondatori non volevano questa roba qua, è chiaro, non volevano l'Europa della disoccupazione, non volevano l'Europa che impone i vincoli. I padri fondatori parlavano subito dopo la seconda guerra mondiale, quindi dopo secoli che i popoli europei si prendevano, si facevano guerra fra di loro e si prendevano a cannonate fra di loro, si bombardavano fra di loro, campi di sterminio e tutto quanto. I padri fondatori della comunità economica europea all'inizio e poi dell'Unione Europea di sicuro non volevano questa cosa qua. Perché si è arrivati a questo? Allora, io la prima risposta che do è non è vero che non conoscono i nostri paesi, non è vero che non conoscono i nostri sistemi paesi, loro conoscono tutto. Quindi io mi arrabbio, per esempio, con gli agricoltori, con l'associazione degli agricoltori, e Andrea lo sa perché mi ha visto diverse volte anche a livello locale, regionale e nazionale fare questi discorsi con, per esempio, i rappresentanti degli agricoltori, ma non solo, con il mondo dell'edilizia o con il mondo della finanza o con il mondo degli autotrasporti. Loro sanno esattamente quello che vogliono fare. Quindi la vulgata, ma questi non capiscono niente, ma questi non sanno dove vanno, ma questi non sanno che ci fanno male, ma questi perché fanno così, non hanno idea di cosa stanno facendo. Cancelliamola totalmente. Loro sanno che se fanno certe azioni fanno male a certi paesi, fanno male a certi sistemi produttivi, fanno male a dei cittadini dell'Unione Europea, fanno male ad agricoltori, fanno male al settore dell'edilizia. Loro sanno perfettamente quello che stanno facendo. Non partiamo dal presupposto che non sanno e che non vogliono o non vorrebbero o pensano che i risultati siano altri. Loro sanno dove stanno andando e questo è un primo punto. È solo capendo che loro sanno dove stanno andando e che loro ci stanno facendo deliberatamente male a noi, il nostro paese e ad altri paesi e settori produttivi, si può iniziare a fare dei ragionamenti. Quindi togliamoci, come dire, dalla bocca e dalla mente il ragionamento buonista, ma questi qua a Bruxelles non sanno, magari non conoscono, perché dobbiamo fargli capire. È una scelta politica. Per loro è una scelta politica. Perché si fanno le scelte politiche? Questa è una domanda, la domanda che viene di conseguenza. Secondo noi i motivi sono due. Uno è un motivo di interesse,
ovvero fanno delle scelte che svantaggiano qualcuno e avvantaggiano qualcun altro, e due, è una scelta di tipo ideologico, nel senso che per giustificare queste scelte che avvantaggiano economicamente qualcuno e svantaggiano economicamente qualcun altro, si sono costruiti una sorta di euro-ideologia basata su tutto quello che sappiamo, quindi la transizione verde radicale, quindi l'elettrico a tutti i costi, quindi il fatto che per avere i finanziamenti bisogna fare obbligatoriamente delle riforme, e quindi hanno creato questa ideologia che è una ideologia dal punto di vista comunicativo che oggettivamente fa paura, a cui bisogna resistere, nel senso che quando vediamo questi ragazzi che si attaccano con la colla sull'asfalto e bloccano le automobili perché le automobili inquinano, è chiaro che questi ragazzi hanno fatto il lavaggio del cervello, è chiaro che hanno innescato tutto un sistema di propaganda ideologica tale per cui a un certo punto, soprattutto le nuove generazioni, pensano di essere nel giusto a fare certi ragionamenti, a pensare a certe cose, a pensare che veramente noi dobbiamo vivere al di sotto di come siamo vissuti fino adesso, perché bisogna arrivare a certi traguardi dal punto di vista ambientale, quando invece la scienza non dice quello, quando invece la scienza dice che possono fare delle politiche ambientali, ma si può andare in quella direzione guardando anche al giusto interesse dei lavoratori d'Europa, di chi lavora e di chi fa impresa in Europa e per quel che ci riguarda in Italia. Quindi la mia risposta è sostanzialmente questa: fanno esattamente quello che stanno facendo e hanno preso questa scelta, questa direzione. Ci sono degli interessi economici che non sono ovviamente i nostri, ma vanno in antitesi a quelli che sono i nostri interessi, e dietro c'è un impianto, hanno costruito un impianto ideologico per giustificare tutto questo e per avere un certo tipo di appoggio popolare. Fortunatamente sempre meno, fortunatamente si sta scardinando diciamo la parte più estremista di questa ideologia. Alessandro, a questo possiamo aggiungere anche il famoso Nutri-Score. Beh, vabbè, certo, il Nutri-Score, la possibilità di chiamare prodotti alimentari di tipo vegetale con nomi che ricordano la carne. Il dibattito si chiama meat sounding, ovvero il suono della carne, come dire la polpetta vegetale, l'hamburger di tofu. Ecco, fortunatamente per esempio il Parlamento europeo ha vietato attraverso una maggioranza particolare, che non è la maggioranza PPE-PSE, ma è una maggioranza di centrodestra, quindi conservatori patrioti, che siamo noi, e PPE, che sono i democristiani, quindi l'area diciamo l'Europartito di riferimento di Forza Italia, hanno vietato perché alle volte si creano queste maggioranze trasversali, alle volte il centrodestra si compatta e riesce a far passare delle piccole vittorie anche da questo su questi argomenti. Io penso che l'Italia stia lavorando bene, sia i nostri rappresentanti in Europarlamento, in particolare i rappresentanti della Lega, sia a livello parlamentare, sia parlamentare nel senso Roma, sia a livello di regioni, nel senso Consiglio delle regioni d'Europa, sia a livello di Consiglio europeo. Io penso che stiamo lavorando bene, stiamo ottenendo decisamente dei risultati positivi. Bisogna però non abbassare la guardia, perché appena abbassi la guardia questi qua si prendono tutto.
Alessandro, ti faccio un'altra domanda che senz'altro ti metti a ridere. Hai già assaggiato il vino in vino? Finora mi state facendo delle domande che No, ma questa qua è mi buffa. piacerebbe sentirmele fare da professori di diritto dell'Unione Europea delle varie università italiane. Se mi innalzi così in alto Bologna, a me Torino, alla Stefania. Finora mi state facendo delle domande di un certo livello, devo ammettere che mi piacerebbe di più che anche colleghi parlamentari di altri partiti si facessero, che studiosi del diritto dell'Unione Europea e degli affari comunitari facessero, ecco. Insomma, siamo grati alla Stefania che ci innalzi a questo livello di professori e via dicendo, però la mia domanda è molto molto buffa. Piemonte, cosa ti viene in mente? Vino. E quindi io ti pongo una domanda: Sì. Il vino in polvere Sì. l'hai già assaggiato? Com'è che è? Scusa, non ho capito la domanda. La domanda è questa: il Piemonte, grande Sì? Vino, ci sono tutte quantità di vino che tu vuoi, ma il vino Certo. europeo del Piemonte in polvere l'hai già assaggiato? È una domanda stupida. Adesso ti picchia. Questa è importante. Ma allora, io adesso vi dico questa cosa qua. L'agroalimentare è importantissimo. Certo. L'agroalimentare è importantissimo ed è uno dei nostri orgogli nazionali, per quel che riguarda il sottoscritto, che arriva dal Piemonte, ovviamente anche un grandissimo orgoglio regionale. Non ce ne vogliono i toscani, ma il vino piemontese è il vino più buono di tutta la penisola, e questo è un punto, come dire, che tutti sappiamo ed è assolutamente... C'è anche il Veneto, il Lombardo, il Friulano, il Pugliese. Certo, assolutamente, sono tutti buoni, ma quello piemontese è più buono. Non ce ne tu sei il Piemonte, però, ovvio. È un punto assodato. No, sto scherzando, ovviamente, Guarda, abbiamo ancora un minuto, Alessandro. Del cuore. Abbiamo un minuto ancora, perché poi dobbiamo andare in pausa. Scusami, vai veloce a rispondere. Guardate, allora, sull'agroalimentare siamo tutti d'accordo. Questo è un discorso che spesso faccio ai colleghi della sinistra. Quando c'è da difendere il vino, il grana padano, la mozzarella, il pomodoro, l'olio, il prodotto agroalimentare, siamo tutti d'accordo. Si trova una maggioranza trasversale il 99% delle volte, che va dall'estrema sinistra all'estrema destra. Io quello che non capisco è perché su altri argomenti il centrosinistra, PD, 5 Stelle, AVS, tutto il centrosinistra, su altri argomenti non ha il coraggio di difendere la produzione nazionale come sull'agroalimentare, perché loro sull'agroalimentare oggettivamente ci sono, non come noi, non tecnicamente preparati come noi, non caldi come noi, però alla fine si adattano. Su tutto il resto, io ogni tanto i miei colleghi di centrosinistra o di sinistra li prendo da parte e gli dico: ma scusate, ma la produzione di autovetture, la produzione di microchip, la produzione di tappi di bottiglia, la produzione della brugola non è tanto orgoglio nazionale come l'agroalimentare? E allora perché, se sull'agroalimentare state dalla nostra parte, ripeto, anche se non caldi e preparati come noi, sulle auto e su 1000 altri dossier invece vi fate da parte, state dalla parte di Bruxelles, state dalla parte di chi sta contro il nostro sistema paese? Perché l'Italia è quella cosa lì ed è molto importante per noi, ma non è solo quella cosa lì. L'Italia è anche molto altro, è metalmeccanica, è produzione di autovetture, produzione di navi, produzione di bottiglia. L'Italia è tanto altro, e questa è un'altra grande domanda. Sembra un po' uno stereotipo, visto che siamo tutti italiani, sul cibo, sul vino siamo tutti d'accordo, mentre loro si tirano indietro. Secondo me la posizione della Lega è una posizione di coerenza, e la loro
una posizione di incoerenza e fanno figli e figliastri tra i vari settori produttivi. Alessandro, rimani ancora con noi perché adesso andiamo in pausa e poi c'è Andrea. Va bene. Rimani con noi, va bene, ti ringrazio. Provo a rimanere il più possibile. Va Grazie benissimo, mille. grazie. Andiamo in pausa. Grazie. Che canzone ci fai ascoltare? Ma ho chiesto Raffa dentro ai tuoi occhi, vado sul romantico. Ah, pensavo Self Control, No, Raffa. no. Baciato. A presto, ci vediamo fra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ho un messaggio personale, niente mai nessuno ci potrà dividere, perché c'è qualcosa di speciale che rimane anche se insieme non ci stiamo più. Dentro ad ogni sguardo c'è un segnale, un segreto in codice tra noi che non sappiamo cancellare, come un registratore che non si ferma più. Dentro ai tuoi occhi, dentro le tue braccia, dentro te, ho voglia di rinascere e ogni volta è più forte perché non c'è tempo, non c'è limite, non c'è niente di impossibile. Siamo ritornati in trasmissione. Comunque questo cantante e questa canzone l'avevo già sentita nei vecchi anni quando ero giovincello. È stupendo, Raffa. Sì, no, io ricordo soltanto Self Control, poi aveva fatto un'altra italiana. No, io le conosco tutte. Ok, e devi andare sui pulsi. Lui e Rosalino Cellammare sono chiamato anche Ron. Sì, Ron, sì, presente. Sono presente. dei miti e via, insomma, dai. Comunque, Continuiamo? Alessandro, sì, adesso ci abbiamo No, io Andrea. volevo fare soltanto una domanda velocissima ad Alessandro. Ci sono. Tu hai parlato di una condivisione con i rappresentanti degli altri paesi europei sulle problematiche che si affrontano di volta in volta durante le riunioni. È una cosa velocissima perché poi lascio la parola ad Andrea. Sì. Sull'immigrazione. I paesi Cosa del si dice? Mediterraneo sono i paesi più sensibili a questo tema perché hanno la nostra stessa problematica e come paesi del Mediterraneo stiamo cercando di far capire ai paesi dell'Est Europa e del Nord Europa
che se loro temono la situazione geopolitica globale, quindi la vicinanza con Mosca e con la Russia, i loro confini, per noi l'immigrazione è un problema tanto grave come nella loro visione il problema di avere Mosca così vicino ai loro confini. È spesso una delle frasi shock che diciamo come paesi mediterranei, paesi del nord e dell'est Europa, ma secondo voi oggi è più probabile che Mosca invada una delle capitali d'Europa, per esempio Tallinn o Varsavia, o che vi sia un attentato in una metropolitana a Madrid o a Parigi, un attentato ovviamente di tipo islamista legato all'immigrazione controllata e alla gestione del territorio e dell'immigrazione sui nostri territori nazionali. Quindi con i paesi del Mediterraneo si fanno ragionamenti di questo tipo. Abbiamo anche coniato tutti insieme il tema e il termine fronte sud in risposta all'atteggiamento un po' provocatorio dei paesi del nord e dell'est Europa che parlano di fronte est. Allora, mentre loro parlano di fronte est, noi diciamo per noi sicurezza in Europa passa prima di tutto da tutte quelle azioni che stiamo facendo a livello di governo italiano, a livello di governi dei paesi dell'area mediterranea. La Grecia si sta dando un grande da fare in questo preciso momento. La Grecia ha un governo di centrodestra. Queste azioni che noi stiamo facendo, o il fatto che siamo riusciti a portare a casa da Bruxelles questo passo in avanti, che non è il passo definitivo ma il passo in avanti, il nuovo patto per il contrasto all'immigrazione clandestina, con loro si fanno ragionamenti di questo tipo. Grazie mille. Grazie Alessandro, stai pure in linea con noi. Adesso Sì. pongo una domanda ad Andrea. Andrea, sei innanzitutto consigliere comunale a Ingria, il tuo paese, e poi sei responsabile regionale enti locali Lega. Come ti muovi sul territorio? Sì, innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori e riferimento alla canzone di prima, ottima scelta, mi è piaciuto anche a me anche il messaggio che portava, e tra l'altro pensate, ho letto che la data di uscita di quella canzone è del 95, che è anche l'anno in cui io avevo scelto di tesserarmi alla Lega, no? Quindi per me è stato anche un anno piuttosto particolare, quindi volevo iniziare che coincidenza. Volevo iniziare appunto con questa considerazione. Per il resto, come ho detto prima, è finito adesso il temporale, quindi cosa possiamo dire del fatto di abitare qua? Possiamo dire cuore, vento, ma oggi anche pioggia, fulmini e comunque tanta passione che noi mettiamo nell'amministrare i nostri piccoli comuni. Proprio poco fa ero in contatto con una referente del federale e facevamo appunto degli scambi anche lì di opinione sui vari eletti che abbiamo per fortuna ancora tanti sindaci, assessori, vice sindaci e anche consiglieri comunali dei piccoli comuni che ci mettono veramente la passione per far sì che questi piccoli comuni siano il nostro orgoglio territoriale. Noi qua a Ingria, pensate che siamo a 800 metri, siamo in Valle Soana, siamo un piccolo comune che vive soprattutto di turismo, abbiamo seconde case e degli anni per renderlo diciamo famoso abbiamo fatto in modo, come prima tu avevi anche anticipato, di abbellirlo e quindi far sì che potesse avere anche dei premi, no? Dei riconoscimenti. Quindi per esempio da qualche anno siamo uno dei pochi comuni, per esempio in provincia di Torino sono solo 2 che rappresentano i borghi più belli d'Italia, e tra l'altro notizia di qualche settimana fa siamo anche entrati nel club dei borghi più belli del mondo, quindi capite che per noi è un grande orgoglio ci mancherebbe.
Ci mancherebbe, dai, territorio tuo lo state valorizzando in una maniera molto, molto positiva e soprattutto il turismo, la gente che viene, vede, guarda e rimane lì stupita. Esatto, cerchiamo di farlo conoscere soprattutto con il turismo. D'estate partono le manifestazioni più importanti e proprio il caso vuole che sabato, il meteo in questo caso da bello, quindi voglio rassicurare chi verrà a trovarci sabato sera, faremo un festival dedicato alle band di ragazzi del territorio, quindi anche questo lo facciamo per valorizzare chi ama la musica del nostro territorio, che poi è il territorio del Canavese, che è la parte diciamo nord della provincia di Torino, che confina anche con la Val d'Aosta, e da più di 20 anni organizziamo questo rock festival che appunto fa esibire le band del territorio. Sabato ci saranno 6 band, daremo anche ovviamente il ristoro con la Proloco, quindi ci sarà da mangiare e da bere, e anche una parte di solidarietà a cui tengo molto, infatti me l'ero annotato e ve l'avevo anticipato. Cerchiamo anche di fare solidarietà e collaborazione all'unisono sul territorio. In questo caso raccoglieremo i fondi per un signore di 73 anni che si chiama Sergio, e pensate, da mesi è costretto come fosse veramente ai domiciliari nel suo alloggio, perché essendo invalido, dal momento che la sua invalidità è peggiorata negli ultimi mesi, nel palazzo dove abita non c'è un ascensore, e quindi stiamo raccogliendo i fondi per potergli far acquistare un montascale. Quindi venite anche sabato sera a Ingria per fare solidarietà, per donare per questa persona, perché ne ha veramente bisogno. Quindi ci tenevo anche a fare questo appello per Sergio. Che poi l'avete definita, questa manifestazione canora, diciamo i band e via dicendo, la Woodstock del Canavese, una notte di rock, quindi ci saranno band di metallo che suonano metallo, musica hard e via dicendo. Sì, in realtà facciamo esibire tutti i generi, quindi si va dal pop più leggero fino al rock, diciamo, più metallaro, e infatti di solito il palinsesto parte con band che suonano, diciamo, una musica un po' più tranquilla da aperitivo, fino poi al metallo più pesante, come si suol dire, dopo mezzanotte, e quindi andiamo poi ad alimentare un po' tutti i gusti, no? Cioè cerchiamo poi di rendere soddisfatti tutti coloro che magari apprezzano più un genere o più l'altro. Quindi è da anni che usiamo questa formula molto semplice, come diciamo sempre, senza troppe pretese, ma mettendoci il cuore, come ho già detto prima, cuore, vento e pioggia no però. Quindi No. confidiamo che ci sia un buon meteo, non come sta facendo in questo momento, ma ci vuole anche per rinfrescare un po' queste montagne. E non sto tra l'altro facendo questo esempio a caso, perché sto continuando a parlare della pioggia, perché ahimè negli ultimi anni, come avrete letto anche o sentito nei telegiornali odierni, c'è una grave siccità soprattutto all'interno del bacino del Po, e tra i nostri progetti che abbiamo sottoposto negli ultimi anni all'Università, al Politecnico di Torino e anche alla società IREN, è il progetto di costruire una diga proprio qua a Ingria, sotto dove c'è il corso del fiume Soana, una diga che possa servire negli anni futuri a preservare le riserve idriche, che è importantissimo, perché sennò la nostra agricoltura è destinata a crollare con siccità come quella che sta facendo nelle ultime settimane, e poi ovviamente anche la produzione di energia elettrica, e perché no strizzare anche un po' l'occhio al turismo, perché chiaramente costruire una diga vuol dire poi avere un lago, e questo porterebbe anche tanto turismo ulteriore alla valle. Quindi ci tenevo oggi a parlare anche un po' della pioggia, ma non a caso, diciamo. L'importante non ci sia quando c'è la manifestazione che fate voi, poi per il resto va benissimo l'acqua, perché l'acqua è fonte di vita. Esatto, ma proprio per questo noi crediamo in questo progetto, che poi è un progetto naturale, è un modo veramente naturale di preservare l'acqua. E mi collego tra l'altro, da tema passo a un altro tema,
al fatto che come comune di Ingria abbiamo richiesto ufficialmente assieme ad altri comuni del territorio di entrare all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, e anche questa è un'operazione che serve al territorio, serve non solo alla comunicazione turistica, ma serve proprio anche all'economia, perché chiaramente far parte di un parco vuol dire avere qualche minimo di agevolazione economica che può servire al nostro piccolo comune. Quindi questa è anche una news di qualche mese fa. Noi abbiamo fatto richiesta di entrare nel parco insieme anche ai comuni di Groscavallo, Pont Canavese e Sparone, e confidiamo che il parco, il CDA, la presidenza, a partire dall'amico presidente Mauro D'Urbano, a breve possano deliberare questo ampliamento anche per Ingria, per il parco. Ovviamente faccio un inciso, parlo delle nostre vette che possano far parte del parco, perché molto spesso si sentono le polemiche delle restrizioni dei centri abitati, ma noi abbiamo chiesto appunto a livello naturalistico che le nostre vette più alte del comune di Ingria facciano parte del parco, quindi questo territorio non comprenderà i nostri centri abitati e le nostre frazioni. È positivo quello, perché tutto sommato è una cosa molto positiva. Altri progetti che tu hai in mente come Lega, visto che sei responsabile regionale enti locali, che cos'è che hai in mente? Che cos'è vuoi portare ancora avanti? Ma allora, uscendo dal comune di Ingria, ovviamente noi difendiamo tantissimo i piccoli comuni, quindi chiaramente anche il lavoro di sinergia che si fa con il federale e con il regionale è sempre quello di mettere in luce il problema finanziario di questi piccoli comuni, che non sono assolutamente, vi posso assicurare, una palla al piede, ma bensì penso che sia l'unico modo possibile di preservare la natura, il territorio e anche la residenzialità. Un po' di anni fa c'era la moda di chiedere le fusioni, e poi si è visto che tutto questo entusiasmo anche dei comuni che si sono fusi e che di fatto hanno anche perso la loro storia, la loro identità, non è stato poi chissà che vantaggio economico. Quindi a livello personale io spingo sempre sul fatto che i comuni tengano la propria identità, e è necessario alzare la voce a Roma anche tramite i nostri rappresentanti in ANCI e in UNCEM, di cui tra l'altro per esempio il nostro sindaco, che saluto, Igor De Santis, fa parte, quindi noi abbiamo anche tramite il nostro sindaco la voce in ANCI, in UNCEM, molto spesso alziamo la mano e facciamo presente che i piccoli comuni necessitano di ulteriori fondi. Tanto già fatto la riforma della legge della montagna, su cui ha lavorato il nostro ottimo ministro Roberto Calderoli, quindi quello è stato sicuramente una legge, una riforma sensata, perché comunque ha valorizzato i comuni che sono veramente di montagna. Pensate che prima facevano parte dei comuni montani anche città come Roma e Bologna, e pensate che senso possa avere comprendere città come Roma e Bologna in comuni montani. Si parlava anche che c'erano dei comuni della costiera, no? Sul mare, quindi capite che quando si parla di montagna bisogna parlare di montagna vera, con tutti i suoi problemi, quindi è anche giusto che la Lega a Roma abbia fatto questa riforma di buonsenso. Io ho visto anche altre cose che tu stai facendo, anche ti vedo come un maratoneta, hai fatto anche giornate podistiche, hai organizzato varie cose. Sì, come si diceva una volta, mens sana in corpore sano, si cerca anche di valorizzare il territorio. Io partecipo ogni tanto a gare di corse in montagna, tra l'altro proprio l'ultima è stata la Bella Dormiente, che partiva da un altro piccolo nostro comune qua del territorio, che è Castelnuovo Nigra. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare anche quella amministrazione comunale, che alla fine facciamo tutti parte dello stesso territorio, quindi quando si organizzano certe competizioni che portano centinaia e centinaia di atleti,
fa bene non solo allo sport, all'allenamento, ma fa bene anche al territorio, perché vengono valorizzate e fatte conoscere le nostre montagne. Qua anche in Valle Soana organizziamo spesso delle gare di corsa in montagna, diciamo che è un po' il nostro sport nazionale, no? Anche se poi ci sono tanti altri sport, per esempio c'è anche la canoa, il kayak, la discesa sul torrente, però diciamo che la corsa in montagna, il trekking, insomma il fatto di percorrere a piedi queste nostre splendide valli è uno sport che ancora attrae tantissime persone, dai più giovani e pensate anche ai più anziani. Colgo l'occasione, non so se mi sta sentendo l'amico Angelo Cerello, pensate che anche lui viene ogni tanto a correre sulle nostre montagne e lui è della classe del 1934, quindi se fate i conti pensate fino a che età si arriva a correre sulle nostre montagne. Sì, poi ho visto anche delle battaglie tue, perché noi ci siamo sentiti così per quanto riguarda le bistecche non carne sintetica, e ti sei battuto tanto su queste cose che abbiamo parlato prima con Alessandro, cioè le follie dell'Unione Europea, cioè la carne sintetica. Io da anni, anche prima quando ero consigliere regionale, perché io fino al 2024 sono stato anche consigliere regionale qui in Piemonte, mi sono sempre battuto senza alcun timore contro queste cose che definisco vere porcherie, proprio porcherie che porta avanti l'Unione Europea. C'era prima la moda della farina di insetti, pensate che schifo, o addirittura proprio gli insetti secchi da mangiare come patatine, e poi questi scempi della carne sintetica, eccetera, eccetera. Quindi capite che se il futuro è questo, proprio noi che abitiamo dei territori in cui l'enogastronomia, l'agricoltura, l'allevamento fanno parte non solo della nostra cultura, delle nostre tradizioni, ma della nostra economia, e non possiamo permetterci che dall'Europa ci impongano di mangiare queste porcherie a noi, ai nostri figli, addirittura di proporle, di metterle nelle mense delle scuole. Io per primo, ma come Lega penso che ci opporremo sempre a queste diciamo cavolate, definiamole così per non dire peggio, che ci propina l'Europa. Riprendo anche i discorsi che faceva prima l'onorevole Giglio Vigna. Confidiamo che mano a mano l'Europa la smetta di fare ciò. A me viene sempre in mente, non so se un personaggio che hanno inventato Mai Dire Gol, se vi ricordate, Tafazzi, che era un personaggio che insomma rappresentava un uomo che si batteva sulle sue parti basse, no? Quindi si faceva del male da solo, e molto spesso questa Europa mi fa proprio venire in mente Tafazzi, cioè una persona che si fa male da sola, un ente che fa di tutto a volte per autodistruggersi. Lo vediamo sulle auto elettriche, lo vediamo su tante imposizioni, tante regolamentazioni assurde che ci piovono così dal cielo e sembrano fatte veramente per sgretolare il tessuto economico dell'Europa a favore invece, per esempio, della Cina, dove non hanno regolamentazioni e quindi si fregano bene le mani e se la ridono in Cina quando escono fuori in Europa certe leggi veramente assurde che non fanno altro che rovinare l'economia delle nostre famiglie. Sì, perché abbiamo avuto il discorso dei pomodori, di certe altre cose che la Cina se ne frega tranquillamente, li macina e va bene così. Andrea, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo circa. Da un giovane amico della classe 34, volevo chiederti qual è la risposta dei giovani all'interno delle diverse realtà che vedi e che rappresenti anche. I giovani sono attivi, i giovani son presenti oppure latitano un pochettino, insomma? Allora, parla un giovane padano, e rimarrò giovane padano a vita perché io sono entrato in Lega nel 95 e ahimè sarei un ipocrita a dire che i tempi sono cambiati, perché a fine anni 90 e inizio anni 2000 almeno in Lega c'era una partecipazione diversa, c'erano certi ideali, c'erano certi valori, c'era questa voglia
veramente di spaccare il mondo, di fare le rivoluzioni. Adesso è cambiato un po' tutto, ma non lo dico io, basta vedere anche nei centri città, centri paesi, no? Non è tutto negativo, ovviamente, non voglio assolutamente parlare male dei giovani di adesso, però è cambiato ovviamente l'impegno politico, la rappresentanza politica. Ci sono comunque ancora tanti giovani che si impegnano nelle pro loco, si impegnano a fare volontariato, anch'io sono volontario di diverse associazioni, non per niente prima ho citato quella raccolta fondi. Quindi comunque ci sono tanti giovani che si impegnano. Probabilmente vedo che c'è meno, diciamo, quell'impegno massivo che c'era tra fine anni 90 e inizio anni 2000 a livello di militanza politica, però comunque abbiamo sempre tantissimi giovani che insomma sono nelle nostre istituzioni, che fanno i militanti all'interno del partito e si candidano per farsi le ossa anche nelle liste civiche dei piccoli comuni. Io stesso ho iniziato quando avevo circa 20 anni in un'elezione in un piccolo comune, facevo il consigliere di minoranza, e quindi ai giovani che mi ascoltano adesso io non posso che replicare questo consiglio di fare esperienza nei piccoli comuni, anche solo come consigliere di minoranza, e questo è un ottimo metodo per farsi le ossa a livello istituzionale. Andrea, noi ti ringraziamo della tua presenza. Sì, ringraziamo anche l'onorevole Alessandro. Vigna, che penso sia caduta la linea. Sì, è caduta la linea. L'ultimo 30 secondi, se vuoi sponsorizzare ancora quello che succederà sabato prossimo lì a casa tua. Sì, vi invito nuovamente a partecipare questo sabato 27 giugno a Ingria, che è un comune della provincia di Torino e si trova in Valle Soana. Faremo una bella serata di musica rock con band del territorio, ci sarà da bere e da mangiare, quindi venite a trovarci a Ingria, però non solo sabato sera, ma anche tutti i giorni dell'anno. Vi posso assicurare che soprattutto adesso d'estate c'è un clima veramente magnifico, fresco, non ci sono le zanzare e quindi è veramente un piccolo paradiso per risiedere da turisti e perché no anche per poi prendere la residenza. Va bene, Andrea, ha fatto piacere aver parlato con te, con la Stefania, e le linee sono sempre aperte in questa radio. Quando tu vuoi venire, vieni qua tranquillamente a trovarci. Va buono. Con molto piacere e grazie ancora per il vostro impegno giornaliero per Radio Libertà. Grazie a te. Piacere, grazie. Saluto tutti i nostri radioascoltatori, saluto la Stefania, saluto Natalia e a mercoledì prossimo con un altro ospite, credo donna questa volta. Sì, donna. Va bene, donna. E mi raccomando l'appello che ha fatto la Stefania, guardate i vostri animali domestici, fa molto caldo. Avete ascoltato Lega e dintorni.